Siamo con il sindaco di Naro, dottor Calogero Cremona. Giorni fa aveva lanciato un allarme relativamente a un aumento di tumori che si sono verificati a Naro. Ecco, lei è anche un medico, se ci può spiegare questo grido d'allarme lanciato. Io ho lanciato un grido d'allarme a Naro, già lanciato 2 anni fa con una conferenza, sui tumori, o meglio sul registro dei tumori, che è una struttura che manca nella nostra provincia, anche se noi siamo agganciati al registro dei tumori di Trapani. Allora, i casi di tumore nella nostra provincia sono molto aumentati. È chiaro che io lancio un grido d'allarme per dire attenzioniamo, vediamo, osserviamo. Penso che all'ASP lo stanno facendo. Io conosco anche il responsabile della sezione epidemiologica della nostra ASP e quindi anche con lui abbiamo scambiato delle idee, però ritengo che il livello, la preoccupazione per una malattia che sta mettendo tante vittime necessita di quella che si chiama attenzione, di un focus, di un'attenzione particolare, perché questa malattia è anche in rapporto al nostro territorio, cioè questa malattia è una malattia che è in rapporto a ciò che beviamo, a ciò che mangiamo, a ciò che respiriamo, a ciò che tocchiamo, e quindi un discorso sul territorio per quanto riguarda la preoccupazione per andare a verificare se nelle nostre cave, nella nostra acqua, nei nostri pozzi, nelle nostre ex miniere ci possono essere dei riversamenti che non andrebbero fatti. Il mio è un allarme, cioè un grido di sensibilizzazione sul problema, cioè accendere un focus. Io non ho dati certi, perché se avessi un dato certo chiaramente mi rivolgerei agli organi costituzionali, alla procura, e li denuncerei. Però visto quello che succede nei tanti casi, io poi nella vita faccio anche il medico, per cui anzi io faccio il medico e poi faccio anche il sindaco, però l'argomento è troppo importante perché possa essere trattato come quasi una malattia qualsiasi. Allora l'impegno mio da parte di Maria Grazia Brandara, da parte di altri politici, del sindaco di Ettore Di Ventura l'altro giorno, il potenziamento di strutture sanitarie sul territorio, come l'attenzione sull'ospedale di Canicattì, rientra in un progetto complessivo che è la salute in provincia di Agrigento. Allora, noi riteniamo di essere una provincia altrettanto con gli stessi diritti di tante altre province. Allora, tutti quelli che in questo momento abbiamo delle responsabilità sulla salute, credo che non ci siano maggioranze e minoranze, ci siano soltanto persone che hanno diritto ad avere una salute importante, delle risposte sulla propria salute che siano adeguate ai tempi in termini di tecnologia e di ricchezza di diagnostica, che possa aiutarci a farci vivere meglio e a portare quelle cose che si chiamano guarigioni, anche perché il pianeta tumore non è più, il pianeta cancro non è più sinonimo di morte. Oggi il pianeta cancro ha tutta una serie di risposte importanti in termini di qualità di vita e di estensione della vita. Tanti tumori oggi si trasformano in malattie croniche e questo è una grande speranza.